Io non sono un, come dire, virologo, ma sono uno che si occupa di zoologia di vertebrati e per questo ho dovuto occuparmi anche di virus, in particolare di questo virus SARS-CoV-2, perché all'inizio era stata attribuita la colpa ai pipistrelli, un gruppo molto a rischio di estinzione e che in quel periodo si stava sistemando in case, castelli e chiese con le nursery annuali, quindi il rischio era che la caccia alle streghe che è seguita alla identificazione dei pipistrelli come colpevoli dell'infezione portasse a eliminare intere colonie di pipistrelli riproduttivi. Quindi ci siamo informati e è da lì che sono nate le cose che vi racconto, che però sono cose preliminari che cambiano di mese in mese con l'evolversi delle conoscenze. In origine si pensava che questo virus SARS-CoV-2 derivasse da pipistrelli. Perché? I pipistrelli sono gli organismi gregari più ricchi di aggregazioni, arrivano anche ad aggregazioni letargali oppure riproduttive di milioni di esemplari. I virus per il loro sistema di replicazione necessariamente hanno necessità di grandi concentrazioni di organismi ospiti. Ma cosa succede? Un virus entra in un organismo ospite, è in grado di pilotare la fisiologia dell'organismo ospite perché replichi altri organismi simili a lui, perché il virus è costituito da un ammasso di materiale nucleotidico avvolto in una pellicola proteica, quindi non ha le funzioni biologiche di una cellula, ma c'è bisogno di un'altra cellula per replicare il proprio materiale genetico. Allora, soltanto con elevate concentrazioni di animali è in grado di passare da un individuo a un altro. Gli organismi sono in genere in equilibrio con i propri virus. E che significa? Significa che col tempo i virus imparano a non essere letali e quindi a sopravvivere anche a lungo negli ospiti. E questa è la tendenza in generale. Nella particolare pandemia in cui ci siamo trovati incastrati, questa è una situazione ancora poco chiara, perché se all'inizio la pandemia era stata attribuita a pipistrelli, oggi si sa che i virus che ospitano i pipistrelli, che ospitano molti coronavirus, non hanno identità genetica così elevata da poter essere considerati i capostipiti di SARS-CoV-2, che è quello che ha generato questa pandemia mondiale. L'identità genetica a seconda del virus che consideriamo varia tra l'86 e il 96%. Per intenderci, questo tipo di identità non è mai sufficiente a stabilire una vera identità tra un progenitore e l'entità che consideriamo, perché pensate soltanto che tra gorilla e uomo c'è un 98% di identità genetica, ma non è certo la stessa specie. Quindi 96% era all'epoca abbastanza per ipotizzare che potesse essere la forma progenitrice di SARS-CoV-2, ma ultimamente le verifiche che sono state approfondite su un'altra specie che è molto frequente sui mercati umidi cinesi ed asiatici, il pangolino di Java, mostra una identità ancora superiore, che è del 99%. Ora, anche questo non è sufficiente a dire che il pangolino è la causa, ma
lo rende sicuramente molto più probabile dei pipistrelli. Una spedizione dell'OMS è andata in Cina ultimamente per cercare di capire un qualcosa, e l'unica cosa che ha capito, ma che già si sapeva, è che questo virus non ha origine artificiale, e questo si sapeva grazie alla sua sequenziazione. Tenete presente che le pandemie sono uno degli eventi che ha condizionato la storia dell'uomo, e probabilmente sono partite con la neolitizzazione, cioè quando l'uomo ha iniziato ad allevare animali domestici. Il passaggio di virus dall'animale all'uomo in queste condizioni di estrema promiscuità è una cosa che succede. Insomma. Le pandemie recenti degli ultimi 40 anni sono partite sempre tutte da animali utilizzati in modo improprio, a partire dalla sindrome da immunodeficienza acquisita, HIV, che è partita sicuramente dal consumo improprio di carne di scimmia sui mercati umidi africani. È un mercato tipo il mercato ortofrutticolo, in cui però si consuma e si macellano animali sopra i banconi senza alcuna norma igienica. Quando c'è sopra questi banconi liquame che deriva da sangue, feci e altri umori, semplicemente si pulisce con una semplice secchiata d'acqua che butta in terra tutti questi liquami, ma in queste condizioni si era supposto che si fosse verificata la tempesta virale ideale, che aveva portato i virus dei pipistrelli a mescolarsi con virus di un qualcos'altro, rendendoli pericolosi anche per l'uomo. In verità si è visto che i virus dei pipistrelli non hanno il beta coronavirus SARS-CoV-2 è come una pallina ricoperta di chiodi. I chiodi si chiamano peplomeri. Alla testa di questi peplomeri, perché un virus sia in grado di entrare nell'uomo, devono esserci dei particolari enzimi, chiavi enzimatiche chiamate AC2. Se non ci sono, il virus non è in grado di infettare l'uomo. E i beta coronavirus che sono stati trovati nei pipistrelli non hanno questa chiave enzimatica. Questo virus non era mai stato trovato in Europa occidentale in natura. Perché? Perché semplicemente c'è un'altra provenienza, è un virus asiatico. Attualmente però le cose sono un po' cambiate. Perché? Perché l'uomo ha infettato involontariamente i visoni americani, che sono degli animali allevati per le pellicce e che scappano regolarmente. Allora, la presenza di visoni americani ammalati in ambiente costituisce il ponte ideale per la trasmissione di questo virus asiatico agli ecosistemi europei occidentali. Non sappiamo ancora che conseguenze questo avrà, ma le indicazioni di numerose organizzazioni internazionali erano, per l'anno scorso almeno, di interrompere le sperimentazioni e catture e manipolazioni di animali selvatici per evitare di trasmettere il virus a pipistrelli, per esempio, o carnivori. La causa siamo sempre noi, con un utilizzo improprio e improvvido delle risorse naturali.